Amici bellini, inganniamo l'attesa, oltretutto dobbiamo fare la simulazione come doveroso e come promesso. Ne approfitto perché oltre al fatto di il mano di Gatti, la zampa di Gatti, Olivese, sono successe delle cose tra Milan, poi adesso la Roma e l'Empoli che andrebbero approfondite. Cominciamo! È un video praticamente su richiesta, perché quello che è successo in Empoli-Milan si porta dietro una serie di riflessioni ancora prima delle polemiche doverose, perché dobbiamo capire, l'abbiamo trovato, l'abbiamo visto nella realtà il buco del protocollo e vogliamo intervenire oppure no? Adesso ne dobbiamo parlare. Benvenuto Davide, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, abbiate pazienza. Prima di parlare di questa cosa qua, devo, mio malgrado, potete pure skippare, non fa niente, se non vi interessa. Se siete tifosi di altre squadre venuti qui perché stuzzicati dall'argomento VAR, arbitraggio, e siamo qui. Allora, la novità è che Tsubasa e Spinazzola, mi sono svegliato così. McTominay dice Paiero, era in orbita Napoli. Si gioca una volta questa partita, non ne ho giocate altre, quindi il risultato è questo qua. E andiamo a vedere, perché Spinazzola la Maluamise era anche in grande forma. Evidentemente no, ci dicono problemi alla schiena. Di conseguenza deve entrare, guardate com'è brutta poi la realtà dei fatti. Mazzocchi con la freccia in basso, a sinistra, poi ci sono delle possibilità fantasiose che sposti Juan Jesus terzino e poi Di Lorenzo lo sposti, insomma non credo che poi devi andare a scombussolare tutta la difesa, ma tant'è, con in panchina praticamente nessuno. Perché puoi portare Nikita Contini in panchina, è importante. Olivera è squalificato, è ancora infortunatissimo. Buongiorno, te lo porti in panchina, ma ancora non è pronto. Rafa Marin ha postato una foto del suo profilo tutto scuro, solo la silhouette sua, grinding, cerca di darsi forza, ma il ragazzo è giustamente delusissimo. Vabbè. Billing, Gilmour, Asa, questi siamo, non possiamo farci nulla. L'unica cosa da fare, ragazzi, è avere tanto possesso palla, 90% di possesso palla. Vi ricordate le problematiche in difesa, Mario Rui, e come le hai superate? Non lasciando pochissimo il pallone agli avversari, in modo tale che Mario Rui non deve fare tante fasi difensive, deve attaccare e sfrutti le qualità che ha. Bisogna essere spietato. Mazzocchi, bravo. McTominay. Cominciamo malissimo, perché quello era il passaggio destinato a Neres. Leai decide che McTominay la vuole dare a Mazzocchi. No, già cominciamo proprio male. Bravo Politano, vai Lukaku, se non è fuori gioco è fuori gioco, perché il discorso del fuorigioco si ricollega al fatto del Milan. Non era netto, non era in the meno. Bravo Paco, bella Di Lorenzo, vai Politano, pure col destro, bravissimo. Luca. Io vedo del pattinaggio che non va bene, vai Neres. Fallo su Rachman. Il cross di Neres per Luca. No. Anch'essa. Vi assicuro che l'AI in questo momento di Lukaku sta facendo quello che vuole. Io chiedo delle cose, ne fa altre. Bravo Anghissà con Altruis. Però l'Altrui non è un goleador, mo segna ogni tanto, ma qua la sponda Neres, la torre di Lukaku, quindi segnate Lukaku assist Neres. Bravo Mazzocchi, bravo Anghissà, vai Di Lorenzo. Ma ti fa proprio forte, voglio proprio forte. E lo inquadrano pure. Bravo Politano. L'altruismo assoluto, Luca. Mazzocchi sta facendo un partitone. Lobo ci prova perché ci voglio far provare, ma attenzione, Rachmani, siamo addormentati. Stiamo sull'1-0, non possiamo fare quelli che giochicchiano e cincischiano e... Signori, 1-0. Madonna mia! Io credo, signori, gliela rinviata sulla mano, Coscia mano involontario come Mancini della Roma oggi. Non c'era la coscia, però la mano involontaria. C'è polemica.
Abbiamo rischiato. Se i tifosi dell'Udinese protestano, io sono d'accordo con loro. Non posso dirgli niente perché non c'è in continuità logica. Una volta sì, una volta no, non sappiamo mai. Bravo Lopez. Se ne va Neres. Oh, eccolo Polita. Mecto. Paco, non mollare. Bravo. Signori, non mi sento tranquillo. Non mi sento tranquillo. Perché si stanno squagliando tutti? Bravo! Maro Mazzocchi è distrutto al 70°. E chi faccia trasì? No, non si fa la sostituzione sul calcio d'angolo, non mi faccio fregare. Ma gli sta completamente... ma non ha più la tacca. No, signori, no. Maronna! Rendetevi conto. Facciamo conto che Buongiorno è recuperato e mettiamo qua Jesus allora. Anche sa Billing devono giocare. Gilmour se non ce la fa, vai. McTominay sono morti. Neres, Ngong e Lukaku Simeo vanno a giocare, Occhio. Bravo Meret. Maro Billing alto. Gilmour. Bravo Buongiorno, bentornato. Attenzione. Vai Billing. Vai Billing. Trasparente. No, 2 contro 1, aiuto, vai Buongiorno. Aiuto. Rachmani. Il bozzo sta con questa tensione. Buongiorno. Yes. Quindi segnate tutto e andiamo avanti. Addirittura più possesso lasciamo perdere. Allora partiamo da un presupposto. Io la partita con l'Empoli ho visto pizzichi e sbocconi. Quindi partiamo da questo frame. Really time to relax and take an espresso for Juventus. By the way, this is espressino, not espresso. A part of milk as well, Nutella all over the wall of the cup and cacao all over. Remember, espressino. Che è girato e che dice fuorigioco evidente, praticamente fuorigioco di quello dell'Empoli. Il guardalini non sbandiera, il che purtroppo da regolamento è giusto, da suggerimenti della classe arbitrale è giusto, perché se tu non sei sicuro e fermi un'azione che era regolare non si può tornare indietro. Invece se tu magari l'Empoli arriva a segnare ed era fuori gioco, puoi tornare indietro con il VAR e blocchi tutto. Quindi è giusto, in teoria, che il guardalinee non intervenga nel momento in cui non è sicuro. Qua mi dici, ma questo è evidente, evidentissimo. Non è evidentissimo se guardate quest'altra inquadratura. Al momento del passaggio, io l'ho bloccata un po' dopo quando si è partito il pallone, ma fa il rientro Colombo, quindi in questo momento siamo lì, probabilmente è comunque in fuorigioco, ma siamo lì, quindi non era evidentissimo e il guardalini non è proprio in linea, quindi dalla sua prospettiva addirittura credo sia Walker. Esatto, che lo tiene ancora in gioco Colombo. Di conseguenza è giusto, perché i guardalini sono inutili in questo momento, in questa fase dell'arbitraggio, perché HSR, quindi non sbandiera. Cosa succede? Che l'azione prosegue, Tomori fa fallo di Spa, perché è un'occasione praticamente quasi da gol, quasi sicuro. Si becca il secondo cartellino giallo e viene espulso. Ora il problema qual è? E ne abbiamo discusso parecchio nel gruppo Telegram. Io non mi sono sorpreso tanto che non gli abbiano tolto il cartellino giallo dopo aver scoperto che ci fosse fuorigioco. Perché io so che anche se a gioco fermo, se tu mi fai un fallo anche a gioco fermo, è un fallo che merita la munizione resta. Tenete presente per esempio quando ci tolgono la maglietta per esultare e poi gli tolgono il gol col VAR, e quella munizione resta, perché nel frattempo tu il gesto di toglierti la maglietta l'hai fatto, e quindi non è che si torna indietro e tutto quello che viene annullato dal VAR viene tolto. Però io ho parlato con l'ex arbitro nostro, che praticamente ha spiegato che tutto quello che succede dopo è a discrezione sua. Quindi l'arbitro, questo è Pairetto, che è uno dei peggiori a mio avviso, poi posso sbagliare, c'è sempre chi riesce a mettere sopra, non ritiene, e invece avrebbe senso probabilmente toglierlo, perché se fosse stato chiamato il fuorigioco, giustamente c'hai quel vantaggio anche minimo, è chiaro che il difensore poi è in ritardo ed è costretto a fare un'azione alla disperata. Però quando il guardalinee interviene sbandiera il fallo, non sbandiera il fuorigioco.
Di conseguenza il fuorigioco è solamente una cosa che noi veniamo a sapere quando guardiamo le immagini successive, quelle che possono vedere al VAR, che alla fine non si riparte con un calcio di punizione per il Milan perché è fuorigioco, si parte dal calcio di punizione per l'Empoli. Quindi quel fuorigioco non chiamato non è mai stato chiamato, quindi è nella logica che venga comunque espulso. Ma cosa succede? Che evidentemente questa cosa resta male e si deve apparare. Perché? Perché succede questo. Gimenez, furbissimo, lo prende proprio per il collo a Marianucci, quindi comincia lo strattonamento, lo comincia Gimenez. Non contento, Gimenez lo spinge anche a terra, quindi qua abbiamo fallo di Gimenez e abbiamo anche un come minimo giallo che potrebbe diventare anche di più. Ovviamente Pairetto non vede niente, quello che vede è la reazione, la vede o non la vede, in realtà lui vede Gimenez che si rotola a terra da un dolore lancinante perché è stato colpito nelle parti basse e quindi poi chiama il fallo in ritardo. Quando lo chiamano a vedere, Pairetto vede lo strattonamento iniziale di Gimenez e vede la reazione di Marianucci, che è questa qua. Ora però dobbiamo essere doppiamente onesti. Il ragazzo Marianucci la fa la reazione, si vuole divincolare, ce ne ricordiamo una fatta da Politano che diventò espulsione, e quindi qua il gesto purtroppo lui è andato in freno perché gliel'ha preso per il collo, lo ha spinto la testa e quindi la reazione lui la fa. È un fallo di reazione e il fallo di reazione, anche se non lo colpisci, è punibile con il cartellino rosso. Anche se io faccio solamente così, anche solo il gesto, oppure sferro un cazzotto che non ti colpisce, è punibile con il cartellino rosso. Ma noi sappiamo che quello che non avviene, nel senso quello che non porta conseguenze, non viene guardato. Quindi i giocatori sono portati a simulare l'impossibile in modo tale che sono costretti a guardare al VAR e si prendono provvedimenti per apparare la cosa. Quindi espulso uno, espulso un altro. Ora questo è logico, questa espulsione è logica. È chiaro che fa il paio con altre volte in cui non è successo. E ce ne aggiungiamo un'altra, perché non è solamente a favore del Milan. Questa cosa qua, questo intervento proprio malissimo a martello sulla caviglia di Walker, nemmeno cartellino giallo. Allora di che cosa stiamo parlando? Veramente diventa difficile. E riflettevo su questa cosa qua, perché poi ognuno della propria squadra ricorda i suoi episodi. Per esempio in questo caso laziale, quindi un tifoso della Lazio ricorderà sempre che invece Douglas Luiz, che pure fa questo gesto così, non viene punito, mentre quello dell'Empoli nei confronti di Gimenez viene punito. È chiaro che a noi, quando danno il rigore alla Roma sullo sfioro, il step on foot però solo di scarpa, così, è chiaro che noi ci ricordiamo quello di Politano non dato, quello di Lorenzo non dato, e ci facciamo chiediamo: ma com'è possibile che alla Roma lo dai e a noi non lo dai? In realtà noi, se ci togliamo la sciarpa e guardiamo tutti gli episodi, non ci capiamo niente e non ci rendiamo conto di come è possibile che cose molto simili, non dico uguali perché è difficile, ma molto simili, alle volte vengono chiamate e alle volte no. Ma più grave, e io ripeto sempre la stessa cosa, è il racconto, perché in questo racconto qua ci hanno detto no, in realtà il VAR ha considerato che l'intensità non era così. No, e già l'ho fatto questo video dove ci avete raccontato per tutta la vita che il VAR non può intervenire sull'intensità delle cose, non si potrebbe intervenire nemmeno sull'intensità così, ma là è l'intenzione, quindi se basta l'intenzione doveva essere espulso pure Douglas Luiz. Come la mettiamo no? Di conseguenza il like è difficile su questi video qua, di conseguenza risulta quasi automatico per chi vuole pensare, ma io la mano sul fuoco non ce la metto, mettetecela voi se ce la volete mettere, io non ce la metto, che è tutto tranquillo, però un mezzo aiutino alla Juve, poi un Milan un po' tendenzialmente non aiutato in questo caso, cioè quasi penalizzato, poi loro la svangano perché Colomboani ha avuto l'impatto, Gimenez ha avuto l'impatto, come le squadre che dovevano recuperare punti in classifica stanno avendo l'impatto del mercato. Di conseguenza il cattivo pensiero in questo momento è giusto che l'abbia il tifoso della Fiorentina, che si vede, dice: ma allora volete spingere la Juve al quarto posto, il Milan al quarto posto? Ricordate che potrebbero essere 4 e 5, cioè quarto e quinto posto utili, e la Lazio, la Fiorentina, il Bologna si sente in pericolo, perché sono tutte le squadre che stanno lottando per quei posti là, e noi per fortuna, e devo ripeterlo a chiusura di quando tu lotti per lo scudetto,
allora sei più convinto che ci puoi andare in Champions. Immaginate lottare per la Champions punto a punto, quarto, terzo, l'Atalanta, terzo posto, ma arrivi chi è la quarta più difficile. Immaginate lottare punto a punto per quelle posizioni là, con questo macello di arbitri inadeguati, scarsi o a seconda, arbitri a seconda della maglia, del momento e delle situazioni così, perché si sa che se sbagli nei confronti di una squadra piccola non succede niente, anzi nessuno protesta, perché le squadre piccole hanno pochi tifosi. Quando sbagli nei confronti di una squadra più grande dipende da chi poi è più del nord di te, diceva Bellavita. Ma questi sono discorsi troppo complicati. Qua non ne ho avuto modo di parlarne, ma Kvara l'ha fatto il gollazzo, gollazzo proprio. E sai, ci sono questi edit, niente male, AI è giusto che esista per queste cose qua, così. E riflettevo su un'altra cosa, che quando vi dicevo la mandano in caciara sul fallo di Mani di Gatti confrontandolo con quello di Oliveira, pensavo fossero solo i tifosi, invece se lo fa Calvarese, che all'epoca di questo post era stato visto 58.000 volte, adesso siamo a 96.000, dove dice questi sono due episodi uguali. No, mi dispiace amico mio, non sono uguali per niente. Non so se hai cattiva memoria o se la vuoi buttare tu in caciara, ma non sono uguali per niente, perché Oliveira era davanti ed è Lautaro che gli spinge la mano, Gatti è dietro e mette la mano davanti, quindi è proprio l'opposto. E se tu vuoi far passare quell'altro discorso non ci siamo, non ci siamo proprio. Vabbè, la Roma l'ha svangata, la Lazio l'ha vinta bene, il Parma proprio ci vuole salutare. Da New York Valerio Fluido è tutto, la live stasera, poi dopo domani la reaction, un macello. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella perché già sapete, no?